E iniziamo le immagini con questa immagine straordinaria. Storie di uomini incredibili, giganti incredibili. Monica, grazie al signor Contine, è entrata nella quarta Domus de Janas della necropoli Is Gianni Geddas. Amici del Cursore Mora, ci troviamo in territorio di Fordongianus. Mentre Monica e Michela si gustano praticamente la numero 4, quello lì, bisogna stare attenti, c'è il signor Contini, io mi fido di lui. Lascio a loro l'onore di filmare la numero 4, praticamente inedita, e io vi faccio vedere le due Domus de Janas che poi si uniranno a un'altra che è fuori da terreni privati e potrete accedere liberamente. Io qui sono praticamente entrato chiedendo il permesso al padrone del territorio. Is Gianni Geddas, località Is Gianni Geddas. La necropoli consta di almeno 4 Domus de Janas ed è, ragazzi, amici dei Corsi della Memoria, una cosa straordinaria, con anche qui le pedarole per entrare, la canaletta sicuramente per far defluire eventuali liquidi come poteva essere l'acqua, altre due, eccola qua, io metto la mano, una e due pedarole permettevano l'accesso a queste Domus de Janas. La località, la ripetiamo, è Is Gianni Geddas e prima di entrare dentro vi faccio vedere la fattura straordinaria. Allora, sembra esattamente scolpito da un macchinario, perché è praticamente perfetto. È praticamente perfetto. Facciamo una piccola panoramica anche dall'esterno della seconda e poi entreremo. Eccola qua. Questa è la numero 2 con la nicchia straordinaria sulla destra. Io illumino. È una cella straordinaria. Io praticamente sto filmando dall'anticella. Le Domus de Giana sono comunicanti. Non penso che fossero comunicanti all'origine, quindi probabilmente qua o il tempo o l'uomo ha unito le due Domus. Eccola qua, questa è una delle due. Prendo la luce perché mi può servire per l'una e l'altra. Scendo Sono i un gradini. po' Geloso del fatto che adesso Monica e Michela stanno filmando la numero 4, ripeto inedita, ma praticamente ci siamo divisi il lavoro. Io poi me la vedrò con calma a telecamere spente. Saliamo su ed eccola l'ingresso, guardate qua, la canaletta che abbiamo visto prima, l'abbiamo un po' ripulita da un pochettino di fogliame e di terra. Straordinaria, ragazzi, straordinaria. Che bella, questa è una sorta di anticella e poi c'è la cella vera e propria. Proviamo a entrare. Eccola qua, siamo dentro, ragazzi, siamo dentro. La cella principale ed è una delle Domus de Janas Is Gianni Geddas. La località è quella giusta, me l'ha detto il padrone, ricordo il signor Contini. Che bello, che meraviglia, guardate un po' questa specie di piccolo, come possiamo dire, gradino che è rimasto, quindi sicuramente qua c'era un piccolo muro oltre il quale probabilmente si metteva il defunto. Adesso io praticamente mi giro, vi faccio vedere le immagini dall'interno verso l'esterno. Straordinaria. Allora, 2 le ho filmate io, una le stanno filmando loro, uniremo il video e poi concluderemo il video stesso con la numero 4. Abbiamo iniziato le immagini da lì. Io ho visto Monica e Michela che scendevano da lì. Eccola lì, ciao Monica, scendevano da lì e siamo arrivati anche noi. Dicevo poco fa, facevo una riflessione, ci sono delle persone che nella tua vita entrano ed escono velocemente, pochi minuti, poche ore, ma si rivelano importanti e fondamentali, e tale è adesso secondo me il signor Contini che ha concesso esattamente l'ingresso in questo straordinario monumento archeologico del Prenuragico. Eccola qua, questa è una domus praticamente forse inedita, non dico come foto ma sicuramente come video, tracce di ocra rossa sull'estremo sinistro e un accenno anche di, come possiamo dire, di protome. Eccola lì. Io adesso non voglio entrare per non disturbare ulteriormente il signor Contini, mi basta così. Fai quello che devi fare, entra dentro, fai tutto quello che devi fare.
Mi basta così e basta anche a voi, penso, sapere che in questo costone di roccia trachitica 5.000 anni fa i nostri antenati avevano costruito una necropoli. Ce n'è un'altra qua, eccola, questa è, non dico neanche appena abbozzata, perché è sicuramente una Domus de Janas con l'ingresso verosimilmente crollato. Quindi in questo caso le Domus de Janas di Gianni Geddas sono diventate da 2, sono diventate 3, sono diventate manca 5. La numero 1 che andremo a vedere a brevissimo, anche quello in un terreno privato. Come diciamo sempre nei nostri video, nei nostri post, ricordatevi di farvi dotare dei locali, anzi meglio sarebbe chiedere il permesso. Spegniamo le immagini da qui e andiamo a filmare la numero 1. Guarda su e basta, tira e il cammino. La sabbia? Corra, non ci voleva niente, proprio niente. Non mandare la tua gatta a Gabriele che mi prende in giro, Ed eccola, praticamente l'ultima in ordine di tempo, ma probabilmente sarà la prima come censimento, non lo so, ipotizzo. Guardate un po' cosa mi ha regalato il padrone del terreno, signor Contini, che mi ha detto che praticamente lui vuole sempre donare qualcosa in queste occasioni. E allora saliamo anche nella numero 1 con l'ausilio, ecco, ve le faccio vedere, 1, 2, 3, 4 pedarole, ok? Ed eccola qua, la canaletta straordinaria, eccola qua, la canaletta, poi guardate un po', guardate come è scolpito l'ingresso, straordinario, un piccolo praticamente corridoio, un piccolo dromos, poi l'anticella e la cella vera e propria. Straordinario ragazzi, straordinario. Domus de Janas is Gianni Geddas, necropoli di Gianni Geddas, località Fordongianus. Io sto finendo il video, sono felicissimo, Monica sta facendo un sacco di foto. Eccola qua, questa è la cella principale, che non è piccolina, anzi, ragazzi, anzi. Allora vi faccio vedere le dimensioni, quindi probabilmente un 4 metri per 2 circa. Facciamo così, 4 metri per 1,80. Straordinario. E allora, amici di Custodia della Memoria, io sono non felice, ma strafelice. La cosa più bella di oggi non è stato aver filmato le Domus de Janas, ma ve lo dico col cuore, è stata quello di incontrare il signor Contini che mi ha permesso di entrare qua. Amici di Custodia della Memoria, ciao a tutti.